Social invasi dalle foto di città e paesaggi della nostra regione imbiancati dalla neve caduta in giornata. Nessun disagio in autostrada, alcuni incidenti sulla viabilità ordinaria. Una coppia di Spilimbergo è stata mandata fuori strada ed aggredita a calci e pugni da un automobilista che avevano appena superato. Il caso, accaduto in luglio, denunciato solo nei giorni scorsi. Consegnati gli attestati, nuovi consiglieri di quartiere di Udine. I 9 consigli potranno proporre progetti e iniziative alla Giunta. Il sindaco Fontanini ammonisce: nessun favoritismo. Ci sarà anche il presidente della Camera, Roberto Fico, la fiaccolata a ricordo di Giulio Regeni nel 3° anniversario della scomparsa, una storia che ci riguarda come cittadini del mondo. Alberto Martellossi, nuovo coach della GSA, punta a tirare una riga rispetto al passato. Il primo obiettivo sarà quello di trovare continuità di gioco e risultati. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione su Telefriuli. È arrivata la neve, i paesaggi imbiancati della nostra regione sono i veri protagonisti delle pagine social di questa giornata. Le precipitazioni non hanno creato disagi al traffico lungo la rete autostradale, ma rimane sotto controllo il Carso triestino, dove a causa della neve e della bora sono probabili fenomeni di ghiaccio al suolo. Dovremmo essere pronti per vedere il servizio relativo alle nevicate di oggi. Primi fiocchi di neve su pianura e costa in Friuli Venezia Giulia, imbiancate con cumuli di circa 1-2 cm, in particolare le aree della bassa pianura e la costa, con Grado e Lignano Sabbiadoro. Spolverata di neve anche sui tetti e terreni a Trieste e in centro a Udine, con un panorama suggestivo che ha visto le vie del centro e il castello imbiancato. Prosegue l'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, in cui i volontari sono impegnati da ieri sera nello spargimento di sale sulle strade. Sotto controllo in particolare il Carso triestino, dove a causa della neve e della bora sono probabili fenomeni di ghiaccio al suolo. La nevicata caduta in mattinata non ha creato particolari disagi al traffico lungo la rete autostradale gestita da Autovie Venete. Sono state 11 le macchine spargisale entrate in azione fin dalla serata di ieri, a partire dalla tratta della destra tagliamento e della 28. L'attività è poi proseguita nella parte terminale della A34 Villesse Gorizia nel tratto Lisar-Sistiana. Complessivamente sono stati utilizzati 90 metri cubi di sale. Il trattamento proseguirà nella serata per evitare la formazione di ghiaccio al suolo con l'abbassamento delle temperature. Nessun disagio per neve nemmeno in provincia di Gorizia, è il punto nel servizio di Ivan Bianchi. Anche a Gorizia ed in provincia è arrivata la neve, una coltre bianca che ha ricoperto tutti i paesi dal capoluogo fino alle spiagge di Grado, ma grazie al pronto intervento delle numerose squadre di volontari della protezione civile sono stati scongiurati danni o disagi gravi alla popolazione. A Monfalcone, ad esempio, ben 7 i volontari messi in campo nonostante la giornata feriale, con l'utilizzo di una speciale rete di dispositivi GPS che consentono la localizzazione dei mezzi e il loro utilizzo, evitando così sprechi di sale o di tempo. Attivate anche nei comuni più piccoli le squadre come da San Canzien di Sonzo a Turiacco, da San Pier fino a Fogliano. Ottimi risultati di polizia anche a Staranzano e Ronchi, mentre a Grado la locale protezione civile è stata lodata pubblicamente dal sindaco Dario Raunia per il pronto intervento che ha evitato sia a Grado che nelle frazioni di Boscate e Fossalon che il ghiaccio potesse ricoprire il manto stradale. Nessun disagio poi è stato registrato allo scalo aeroportuale di Ronchi dei Legionari. Dal Trieste Airport confermano infatti come l'attività dell'aeroporto si sia svolta regolarmente senza alcun problema. Nessun incidente di gravi dimensioni infine è stato registrato in territorio provinciale. La cronaca: 3 auto si sono scontrate questa mattina ad Aviano, mentre a Trieste per il maltempo un albero è finito sui cavi della corrente.
Incidente questa mattina ad Aviano nei pressi della base USAF. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, 3 auto si sono scontrate in via Menegoz. Sul posto i vigili del fuoco di Sacile che hanno messo in sicurezza le macchine e affidato le cure del personale sanitario ai conducenti feriti in modo non grave. I vigili del fuoco del distaccamento di Opicina, col supporto dell'autoscala della sede centrale del comando provinciale di Trieste, sono intervenuti in via Campo Romano, Opicina, per rimuovere un albero pericolante appoggiato a un cavo della linea elettrica. La strada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell'intervento. Serata sopra le righe per 3 studenti del Codro Ipese, controllati dai carabinieri della stazione locale, comandati dal luogotenente Luca Cupin, sono stati trovati in possesso di 12 grammi di marijuana suddivisi in dosi e di un bilancino di precisione. I giovani di età ricompresa tra i 19 e i 22 anni sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e la droga è stata sequestrata insieme a 60 euro quale illegale profitto. 2 gatti che facevano parte di una colonia felina di località Coseatta a Codroipo sono stati trovati senza vita da uno dei volontari che cura il sito. Le 2 bestiole sono state uccise a bastonate. Il fatto si è verificato nel pomeriggio di ieri, ma è stato scoperto solo questa mattina ed è stato denunciato ai carabinieri. I carabinieri della stazione di Paluzza hanno scoperto l'autore del furto. Si tratta di un quindicenne originario della provincia di Pordenone, ospite della struttura. Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno trovato anche 40 pacchetti di sigarette rubati in un noto bar di Paluzza lunedì scorso. Il minorenne è stato denunciato per furto aggravato e ricettazione. Una coppia di Spilimbergo quest'estate a Coseano era stata aggredita dopo aver osato superare un furgone. Oggi è stato individuato e denunciato il responsabile. Il suo furgone era stato superato da un'autovettura e lui ha tamponato l'automobile e aggredito i 2 passeggeri, denunciato. E questa in sintesi la vicenda successa lo scorso luglio a Coseano e raccontata dai 2 malcapitati, una coppia di coniugi, ai carabinieri di Spilimbergo. Gli uomini dell'arma hanno indagato sull'accaduto e, dopo aver individuato con puntualità l'aggressore, hanno denunciato l'uomo per violenza privata, danneggiamento volontario del veicolo, lesioni personali aggravate dai futili motivi e per minaccia nei confronti della donna. Protagonista un artigiano di 45 anni di Maiano, già conosciuto alle forze dell'ordine. Stando alla ricostruzione, l'uomo era rimasto contrariato dal fatto che il suo veicolo era stato superato dall'automobile condotta da un 49enne di Aviano, ma residente a Spilimbergo, rappresentante di commercio che viaggiava assieme alla moglie. L'artigiano ha così tamponato l'autovettura e, quando questa si è fermata per l'accertamento dei danni, ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente il rappresentante, buttandolo a terra e colpendolo con calci e pugni. Una violenza che ha causato lesioni all'arachide della cervicale e contusioni al tronco guaribili in 7 giorni. La moglie dell'aggredito aveva cercato di chiamare i carabinieri con il telefono, ma è rimasta pietrificata dopo le minacce ricevute dall'artigiano, che poi si è allontanato. I 2 coniugi hanno quindi sporto denunce ai carabinieri, che sono risaliti al furgone grazie alle tracce della targa rimaste impresse sull'automobile con il tamponamento. 19 operai della filiera degli appalti dei cantieri di Monfalcone hanno chiesto e ottenuto di diventare parte civile in un processo per caporalato. 12 le persone indagate. Operai diventano parte civile in un processo per caporalato. Succede a Gorizia. Protagonisti 19 operai, quasi tutti bengalesi, della filiera degli appalti dei cantieri di Monfalcone. Il GUP del capoluogo isontino ha accolto la loro richiesta di costituirsi parte civile nel secondo processo per caporalato nei subappalti del cantiere di Panzano, conosciuto con il nome di Free Work 2. Nel procedimento, in fase di indagine preliminare, sono indagate 12 persone e 4 società. La procura ipotizza una serie di reati diversi da indagato a indagato, che vanno dalla truffa ai danni dell'INPS fino all'estorsione ai danni dei dipendenti. Secondo l'accusa, nella filiera degli appalti e subappalti dei cantieri, gli indagati avevano dato vita a un sistema stabile e organico di comportamenti che sfruttava i lavoratori e violava i contratti collettivi di lavoro. I danni ipotizzati dai 19 lavoratori impegnati in mansioni di arpio natura e coibentazione a bordo delle navi ammontano, secondo i loro legali, a 700.000 euro. A garanzia dei pagamenti di questi eventuali danni, il GUP ha già disposto un sequestro cautelativo di 200.000 euro, ma i difensori dei bengalesi ne hanno chiesto ancora uno dell'importo di 500.000. Il GUP deciderà il prossimo 14 febbraio. Il primo troncone dell'inchiesta si è concluso nei mesi scorsi con la condanna di 7 persone da parte del Tribunale di Gorizia. In questo secondo filone il GUP ha ammesso anche la CGIL come parte civile.
Ed ora ci spostiamo a Trieste sui casi scabbia. La situazione dell'ITIS è monitorata dai sanitari di ASIU TS che hanno messo in atto la profilassi del caso. È previsto nuovi interventi con un nuovo farmaco. Domani mattina mi recherò personalmente a far visita alla struttura per sincerarmi della situazione incontrando i pazienti e gli operatori. Queste le parole del vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, assessore alla salute Riccardo Riccardi, annunciando la visita che farà domani mattina. La residenza per anziani di Trieste conferma che il fenomeno non rappresenta un'emergenza dei casi. Si legge in una nota, Riccardi ha confermato che il maggior numero di evidenze si è presentato all'ITIS, mentre in altre strutture i casi rientrano in quella che può essere definita una normale manifestazione della parassitosi. E in 3 giorni sulla Osovana a Pagnacco immortalati una ventina di automobilisti sfrecciare dai 150 ai 170 orari sui limite di 50. Ci eravamo occupati di voi quando sono stati installati i cosiddetti bidoni arancioni per il controllo della velocità. Avete avuto qualche problema? Sì, diciamo che in alcuni casi sono stati divelti, anche portati via oppure abbandonati sui fossati nei mesi precedenti. Adesso sono già diversi mesi comunque che non succede più nulla. Da 4 episodi? Sì, 4 episodi, chiamiamoli di vandalismo, che però insomma al comune non hanno portato danni visto che abbiamo questo affitto e quindi ogni volta che vengono rovinati poi la ditta senza alcun costo aggiuntivo per il comune li ritorna a mettere come prima. Questi sistemi per il controllo della velocità quanto costano ai contribuenti di Pagnacco? Allora, costano circa 13.000 euro all'anno, compreso di tutto, anche i servizi con la macchinetta, diciamo, che controlla la velocità e riesce a dare le multe a chi non rispetta i limiti in centro urbano. Senta, avete gli episodi di Hakkinen al volante? Beh, diciamo che prima di metterli abbiamo fatto delle rilevazioni chiare e precise con degli strumenti nascosti, ovviamente senza poi nel numero di targa. Abbiamo avuto solo in 3 giorni abbiamo avuto più di 20 persone che andavano tra i 150 ai 170 all'ora in alcune zone del comune, soprattutto lungo la provincia dell'Osovana. Limite? Il limite 50 all'ora. Di missili? Delle persone che se avessero preso qualche pedone o qualcuno in bicicletta o anche una macchina avrebbero rischiato veramente, anzi avrebbero sicuramente causato dei morti o perlomeno dei feriti molto gravi. È stato prorogato al 28 febbraio il termine per presentare domanda di contributo per le attività economiche danneggiate dall'alluvione dello scorso ottobre. Il bando mette a disposizione fondi del bilancio della Camera di Commercio di Pordenone Udine a favore delle micro, piccole e medie imprese con sede nei comuni del Pordenonese e dell'Udinese. La Camera ha confermato in bilancio lo stanziamento di 1,5 milioni per i danni e nella prossima giunta sarà presentato un bando ulteriore specifico per le imprese del settore agricolo. Sono da poco stati consegnati gli attestati ai nuovi 81 consiglieri di quartiere a Udine che da domani potranno riunirsi e proporre progetti alla giunta comunale. Per noi ha seguito la cerimonia Daniele Paroni. Buonasera Alexis, buonasera ai telespettatori e alle telespettatrici. Insomma, è appena terminata la cerimonia di nomina di investitura dei consiglieri di circoscrizione. Sono con il sindaco. 81 nuovi responsabili, lo ricordiamo, che lavoreranno gratis per la comunità. Lavoreranno gratis, dovranno segnalare le esigenze del territorio, delle circoscrizioni della città di Udine, i problemi, perché ci sono piccoli e grandi problemi e questi sono così le sentinelle del territorio che dovranno poi dialogare con in primis con l'assessore al decentramento, ma poi anche con l'intera giunta per segnalare i problemi e cercare anche di trovare soluzioni assieme ai problemi della città. Fontanini, possiamo dire che questo è un ruolo che non costerà alla comunità? Non costa niente, anche perché non si possono pagare. C'è una legge regionale che proibisce di istituire le circoscrizioni a pagamento, insomma, quando non si superano i 100.000 abitanti, Udine non ha 100.000 abitanti, ma in ogni caso al di là di questo aspetto veniale è importante però sentire la gente, avere una partecipazione, avere in questo caso 9 persone che in ogni circoscrizione si mettono a disposizione della collettività e lavorano in sintonia con il comune. Senta, c'è una gran voglia di occupare il posto da presidente, ci sono delle belle pressioni, visto che dovrà decidere l'assemblea.
Sì, lo decideranno queste 9 persone che si riuniscono e al loro interno sceglieranno il presidente. Io spero che la politica non entri dentro in questo contesto e lasci libertà alle persone, alla stima reciproca per trovare la persona migliore che possa rappresentare tutti. Ci sono dei candidati, ci sono dei veti? No, non ci sono veti e i candidati non li so perché, ripeto, è una questione che dovrà essere risolta all'interno della circoscrizione. L'auspicio è che chi andrà a ricoprire quelle cariche non sia un vecchio della politica? Questo non lo so, di solito abbiamo gente un po' di tutte le età, anche perché non dimentichiamo che Udine è soprattutto una città di persone anziane, quindi è giusto che ci siano anche le cosiddette persone della terza età. E poi troveranno, certo ci vuole impegno, ci vuole energia, ci vuole disponibilità di tempo, sono tutte cose che la gente deve mettere a disposizione per far bene questo lavoro. Grazie Sindaco. Daniela Perissuti è l'assessore al decentramento, ruoli fondamentali, sono 81 sentinelle in più per voi. Sì, sono 81 sentinelle in più per noi, per 9 quartieri che abbiamo deciso di istituire, che coprono quindi tutto il territorio della città, e queste persone avranno la possibilità di farci delle proposte, darci dei pareri, presentarci tramite il Consiglio dei progetti che verranno poi sottoposti all'amministrazione. Sarà quindi un modo anche di comunicare e di rendere più efficace anche l'azione della nostra amministrazione. Questi presidenti hanno delle responsabilità legali? No, questo è un organo di partecipazione, hanno le responsabilità legali di ogni cittadino. Via libera degli Stati UE a 200.000 euro per finanziare lo studio dell'elettrodotto che connette il comune di Somplago con la frazione austriaca di Wurlach in Carinzia. Lo ha annunciato la Commissione europea. Il finanziamento fa parte del programma UE di sostegno alle infrastrutture transeuropee per promuovere l'integrazione e la competitività del mercato energetico europeo. La Regione conferma gli stanziamenti per la promozione di Grado e Lignano Sabbiadoro. Oggi l'assessore al turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, insieme al direttore generale di Promoturismo Friuli Venezia Giulia, Lucio Gomero, ha incontrato nella sede della Regione a Udine prima l'assessore al turismo del comune di Lignano Sabbiadoro, Massimo Brini, e poi con il sindaco e l'assessore al turismo di Grado, Dario Raugna e Matteo Polo. Con questi incontri, ha indicato a margine Bini, ho voluto rassicurare le amministrazioni comunali ma anche tutti i portatori di interesse. Questa giunta non ha alcuna intenzione di tagliare gli stanziamenti per la promozione ma di implementare, e grazie alle nuove regole che abbiamo introdotto i procedimenti per gestire gli stanziamenti saranno semplificati e con tempi di risposta più brevi rispetto al passato. I fondi infatti sono allocati nel capitolo eventi a grande impatto turistico, in capo direttamente a Promoturismo FVG, che permetterà una gestione più snella e tempi di risposta più brevi rispetto al passato. I 700.000 euro destinati alla promozione di Lignano Sabbiadoro e Grado ci sono, ha ribadito Bini, ma sono stati spostati a Promoturismo FVG in quanto strumento scelto per la promozione della nostra regione, interlocutore corretto per gestire gli eventi. È importante, ha continuato Bini, che Regione e Comune lavorino insieme per promuovere al meglio e far crescere le località. Mi sento rassicurato, ha commentato il sindaco Raugna, perché condivido la necessità di un atteggiamento sinergico con la Regione per fare in modo che l'intero Friuli Venezia Giulia possa crescere in termini di presenza e di ricchezza redistribuita sul territorio. L'incontro è stato positivo anche per Brini, che ha apprezzato la strategia legata alla promozione. Fra i temi affrontati con i vertici di Grado anche l'iter del polo termale che procede in linea con le tempistiche previste. Ed ora ci spostiamo a Grado, perché sono cominciati da qualche giorno i lavori che interessano il parco Correnini-Kronberg. Architetto, lei è il responsabile di questo lavoro di migliorie, se vogliamo dirla, a Villa Coronini. Che cosa dovete fare? Allora, parto da un piccolo presupposto. Abbiamo la fortuna di avere una convenzione quinquennale con il Corpo Forestale Regionale e con il dottor Luigi Bergen che coordina la squadra. All'interno di questo piano quinquennale abbiamo in mente un progetto, un programma che è finalizzato al recupero e alla valorizzazione del Parco Coronini. Il nostro obiettivo, e di cui io in qualche modo mi faccio parte in causa e responsabile, è proprio quello di coordinare gli interventi fatti sul verde e quelli che vengono fatti sul costruito, perché il parco è nato
come unione tra Verde e Costruito. Per essere venali quanto costa il tutto? No, allora grazie al cielo la regione è stata molto generosa, il Corpo Forestale regionale opera gratuitamente nei confronti della fondazione, quindi quest'onere non c'è. Ma oltre a tagliare, ripianterete qualcosa? Allora, dove gli elementi originari sono sufficienti a dare quello che è la condizione del vecchio parco giardino, no. Negli altri spazi, invece, dove le piante originarie sono completamente scomparse o dove nel tempo sono morte o deperite, si andranno a ripiantare le essenze originarie sulla base anche di un master plan che è stato fatto a fine degli anni 80 e che è stata la fondazione, dove gli architetti paesaggisti davano le indicazioni sul recupero del parco. Il Presidente della Camera, Roberto Fico, questa mattina ha scritto una lettera a tutti i Presidenti dei Parlamenti dell'Unione Europea per chiedere appoggio nella ricerca di verità sulla morte del ricercatore friulano Giulio Regeni. Regeni era, oltre che un italiano, un ricercatore europeo ed è per questo che ho deciso di scrivere una lettera a tutti i Presidenti, ha detto Fico, chiedendo qualsiasi azione volta ad aiutare il nostro Paese ad arrivare a una verità definitiva e finalmente a un processo. La ricerca e la sete di conoscenza erano la missione della sua vita, nonché l'unico scopo del suo periodo trascorso al Cairo, ha proseguito Fico. Quello che è capitato a Giulio poteva accadere e potrebbe accadere a chiunque dei nostri ragazzi impegnati all'estero in progetti accademici e di lavoro. È una storia che ci riguarda come europei, come rappresentanti dei nostri cittadini. Non possiamo voltarci dall'altra parte, ma dobbiamo agire a livello europeo e nazionale. Fico ha anche ricordato la fiaccolata di venerdì 25 gennaio alle 18:30 a Fiumicello per continuare tutti insieme a chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni ed essere così anche vicino alla famiglia, perché dobbiamo esserlo come persone e ancora di più come Stato italiano. Il comune di Pordenone sarà protagonista domani a Matera per gli Stati Generali delle Donne. Anche Pordenone sarà protagonista a Matera, eletta capitale europea della cultura 2019 durante gli Stati Generali delle Donne. Il comune sarà rappresentato nel capoluogo lucano da Guglielmina Cucci, che presenterà il protocollo dei 50 comuni del territorio pordenonese e la Carta di Pordenone, accordo che intende favorire la conoscenza e la diffusione dei principi di uguaglianza, promuovendo un'immagine equilibrata e plurale di donne e uomini. È un invito che ci dà molta soddisfazione perché attesta il lavoro che stiamo sviluppando e poi una presenza anche del Comune di Pordenone doppia perché con noi ci sarà Carta di Pordenone. Avremo così la possibilità di illustrare questo lavoro di rete, la validità dello stesso e speriamo anche di poter raccogliere, stante la disponibilità dell'ANCI a promuoverci a livello nazionale, di ANCI FVG e anche di Federsanità FVG, a promuovere i contenuti del nostro protocollo che in quanto modello di buone pratiche, essendo anche stato individuato come tale, può offrire alla città di Pordenone un'occasione in più e anche in termini di lungimiranza e di contenuti. Si terrà l'8 giugno prossimo il Friuli Venezia Giulia Pride di Trieste, seconda edizione in regione dopo la marcia di Udine di 2 anni fa. Il tema scelto dagli organizzatori è l'intersezionalità, ovvero la comunanza tra tutte le minoranze poco rappresentate. Abbiamo scelto Trieste, spiega Antonella Nicosia, presidente di Arcigay Arcobaleno Gorizia Trieste, perché rappresenta un sistema amministrativo che si sta dimenticando giorno per giorno dei diritti. Siamo allo sport, inizia da oggi il nuovo corso della GSA con la presentazione del nuovo coach Alberto Martellossi. Dato che il campionato è ancora lungo, io credo che Martello arrivi nel posto giusto al momento giusto, è motivatissimo, è di Udine, che non vuol dire essere nazionale popolari, ma vuol dire puntare su una motivazione extra. Poi insomma è un attore esperto, navigato, che conosce bene questo campionato, che ha una carica incredibile. Io sono sicuro che sarà un quid in più per noi. Io gli faccio in bocca al lupo perché si meriterebbe di fare una grande stagione. Io credo che è difficile adesso in questo momento parlare tecnicamente, perché si è capito perfettamente che è una squadra che ha delle qualità, i giocatori hanno tutti una carriera alle spalle, quindi delle qualità ben precise. Adesso l'aspetto chiave è la continuità di gioco, che probabilmente è quello che è mancato sino ad ora. E allora
Su questo proveremo a fare delle valutazioni, proveremo a mettere degli input precisi a livello individuale di squadra ed è giusto provarci, anche perché questa è la chiave poi sostanzialmente, non ci sono tanti altri segreti, perché comunque è dimostrato che la squadra sa giocare a pallacanestro, quindi bisogna ottimizzare, diciamo, i tempi a questo punto. La verità è a metà, secondo me anche in casa ci sono stati dei momenti di vuoto che a volte non sono stati puniti dagli avversari, quindi io penso da sempre che i canestri, i campi sono sempre uguali ovunque, i tifosi non fanno canestro, quindi è chiaro che dobbiamo trovare una durezza comunque mentale generica in qualsiasi gara si faccia. Le voci della cessione dell'Udinese, dopo la frase dell'imprenditore Massimo Blasoni, hanno catturato l'attenzione del mondo sportivo nazionale. Sono passate solo poche ore dalla mezza parola dell'imprenditore friulano Massimo Blasoni sul possibile acquisto dell'Udinese e già la Butad ha scatenato una serie di movimenti economici e di interessi. Infatti la società bianconera è stata contattata questa mattina dalla Sportman, agenzia italiana di intermediazione, che si è offerta al club come partner collaboratore in caso di una cessione, anche solo parziale, o per la ricerca di sponsor. L'agenzia collabora anche con Real Madrid e in campo femminile con il Tavagnacco. Il procuratore Alessio Sunda, si legge in una nota dell'agenzia, si è proposto come intermediario per trovare un nuovo socio qualora la famiglia Pozzo volesse vendere in tutto o in parte le proprie azioni. Inoltre, prosegue la nota, si è proposto per cercare nuovi sponsor per portare liquidità e poter tornare così ai vertici in Serie A. Il manager toscano avrebbe anche presentato un progetto di valorizzazione del settore giovanile. Insomma, la trattativa per la cessione dell'Udinese ancora non c'è, né è chiaro se ci sarà, ma già si avvicinano soggetti interessati. Segno che, se le voci dovessero concretizzarsi, si tratterebbe di una notizia molto importante per l'intero sistema calcistico nazionale. La crisi delle famiglie e l'educazione dei giovani saranno i temi su cui verterà la puntata di Screenshot, in onda alle 19:45 con Davide Vicedomini, in studio Don Luciano Segato, collaboratore pastorale, in questi giorni protagonista di un volantino contro le cattive abitudini dei genitori. Mentre alle 21 sarà l'appuntamento di Elettroshock, la politica regionale con focus su riforma sanitaria e ritorno delle province, un occhio rivolto alle elezioni europee e comunali di primavera. Questo è il tema della puntata di questa sera, in diretta dalle 21, condotta da Daniele Micheluzzi ed Enzo Cataruzzi. Noi siamo in chiusura, vi ricordo che l'informazione tornerà da Pordenone alle 20:45. Grazie per l'attenzione e buona serata su Telefriuli.